Ciao a tutti, Virus 101 di nuovo ai comandi, bentornati sul canale, bentornati su un altro episodio di Elite Dangerous Horizon Beyond, questa volta capitolo 4. Allora, come vedevamo da grafica che vi ripropongo velocemente in questo momento, eccola qui, Beyond Chapter 4, e andiamo a vedere alcune novità. Ovviamente non tutte, non posso dilungarmi su tutti gli innumerevoli dettagli di questa nuova versione che capita proprio nel mentre stiamo aggiornando un po' la nave per quanto riguarda tutti i suoi sistemi, e andiamo a vedere alcune cosette. Allora, in primis, come vedete adesso qui siamo doccati ancora con l'Anaconda, mi sto prodigando a ingegnerizzarla, quindi a recuperare un attimo tutti gli elementi e materiali, ma questo lo vedremo un attimo nella seconda parte del video, della live, perché la prima parte la dedichiamo un attimo ad alcuni aggiornamenti. Ovviamente, come dicevo, non tutti, perché sono tanti, dovrei fare delle live con delle navi proprio dedicate a questa cosa. Nel frattempo salutiamo Mirko e Professor Gaming, benvenuti nel canale. Andiamo a vedere alcune novità. Allora, fondamentalmente le novità che andiamo a vedere in questo momento riguardano un po' le interfacce. Come vedete qui è cambiato tutto, ma non è cambiato niente dalla beta. Quindi cosa vuol dire? Che la nostra nuova homepage ci presenta che cosa? Ci presenta i nostri rank, il nostro balance, rebuy cost e la notoriety, che ovviamente riguarda un po' le nostre azioni illegali e similari. Oltre a questa cosa qui, come vediamo però qui a destra, e già vedo che non riesco a selezionare, vediamo se era semplicemente dovuto a una problematica relativa a... sì, eccolo qui, ok. Eravamo in free. E ciao Andrea, buonasera. E allora, sì, come sospettavo, sì, confermo, ovviamente l'esplorazione è diventata remunerativa, perché devono farvi utilizzare quell'orribile full spectrum scan, eccetera. Però se siete gli esploratori e vi piace, direi che può essere interessante la cosa nuova. A me sinceramente non piace, ne ho già parlato nel capitolo dedicato nella beta, opinioni miei personali che hanno scatenato tante problematiche in passato, però continuo a ribadire che a me il nuovo sistema non piace più di tanto. Comunque, torniamo a noi e andiamo un attimo per gradi. E vediamo qui appunto tutte le nostre nuove icone, cose che erano delegate e relegate qui sotto, perché tutta la parte di gestione degli status delle fazioni è stato spostato. Quindi icone più grandi, più visibili, belle da vedere, subito gli ingegneri, Galactic Powers, la novità degli squadron, il codex, il famigerato, famoso, tanto atteso, quello che sia codex, dove abbiamo tutti i dati del nostro pilota, delle nostre scoperte e una knowledge base. Quindi ci diranno per esempio dell'impero, introduzione, storia, società. Quindi se volete perdervi in mezzo a milioni di descrizioni, qui potete trovare tutta una serie di informazioni relative ai Guardian, per esempio le corporation, alla Dark Wheel, questa organizzazione clandestina, tutta la parte dedicata a colonie, Targoid, eccetera. Insomma, c'è un po' di lore da seguire, quindi un po' di ambientazione. Sapete e sappiate che su Elite sono stati scritti anche svariati libri ambientati nell'universo di Elite Dangerous, scusate, nell'universo di Elite, quello precedente. Poi appunto riutilizzate le descrizioni per le storie che stiamo vivendo ora. Anche qui tutta la varia la descrizione settoriale della galassia, quindi qui vediamo tutti i vari settori, eccetera, le nostre discovery, eccetera. Quindi quello che era il codex che abbiamo visto nella beta lo vediamo anche nel capitolo 4 in versione definitiva. Non ho visto grosse modifiche, se non magari dei fix fatti dietro che non ho allo status attuale indagato. Come dicevo, non sto a cavillare sui dettagli, quindi ci sono tante cose da vedere, magari un po' le vedremo un po' alla volta. Allora, altra cosa importante da vedere, come vedete appena uscito
usciamo dal codex ci ritroviamo in questa visione centrale e non nella visione laterale, e ci sono altre 2 o 3 cosette del codex che non mi piacciono, dopo forse le vediamo. Area dei moduli, tanto quanto prima, qui non è cambiato granché, sempre i soliti selettori della priorità eccetera eccetera, qui siamo come tanto quanto prima. Abbiamo invece delle nuove info, un po' di specifiche aggiuntive, e questo un po' ci piace. Fire group, anche qui un po' più larghi, un po' più visibili, ma sempre abbastanza dispersivi e un po' problematici da gestire nel momento in cui avete una nave large. Quando avete tante cose a bordo diventa un po' complesso capirsi e gestire un po' i fire group e le varie cose. Come vedete in questo caso io senza volerlo ho piantato uno xenoscanner qui dove non doveva starci, quindi questo deve andare a sparire, deve venire qui insieme al shootdown field neutralizer che non va bene qua. Il discovery scanner va a sparire da qui e va sul suo relativo fire group, heatseek launcher e altre cose poi da gestire direttamente da tasto, sia quelli sia gli shield child bank. Allora, il professor mi chiede se ho visto la live di Star Citizen. Ho visto qualche video, ma no, la live forse a quale ti riferisci no, non l'ho ancora vista. È un gioco su cui voglio riuscire a metterci le mani. Purtroppo ho avuto altre spese questi periodi e l'acquisto del nuovo PC verrà posticipato, come purtroppo temevo, dopo gennaio. Abbiate pietà, ma i miei crediti sono quelli che sono e il nuovo PC mi viene a costare parecchiotto, quindi ho dovuto dare priorità alla salute, quindi un po' di manutenzione su di me. Comunque il surface scanner sì, non è male, sì, assolutamente d'accordo con Andrea, ci dà una mano assolutamente a trovare le cose un po' prima sui pianeti, e questa cosa va bene. L'unica cosa che non mi piace è il rapporto tra il numero infinito di sonde e il numero limitato di limpet. Questa cosa la trovo assolutamente illogica, cioè io posso generare un numero infinito di sonde planetarie che fanno le scansioni di un intero pianeta, e i limpet d'altro canto, e scusate, queste sonde sono assolutamente infinite, quindi posso costruirne e lanciarne quante ne voglio, e invece dall'altra parte i limpet sappiamo tutti che problemi hanno: 10 nickel, 10 iron per costruirne uno, e quel bidone con le zampe che viene lanciato alla nostra nave che si va a suicidare in giro a raccolta dei materiali. Inoltre, se selezionate il materiale che volete raccogliere e lanciate il limpet, questo limpet si autodistruggerà nel momento in cui ha recuperato il materiale, quindi lo perdete e via. Quindi io mi domando come sia possibile generare infinito numero di sonde che scansionano addirittura un'intera area del pianeta, fino al 20-30% in relazione alla dimensione del pianeta, planetoide o quello che sia, mentre un dannatissimo limpet ha quei costi di sintesi e altre cose. Non lo trovo bello. Comunque, torniamo alla gestione della nave, della ship. Come vediamo anche da qui, nulla è cambiato dalla beta, quindi quello che abbiamo visto in beta vale tanto quanto ora, quindi night vision, external light accese e spente. Dopo, se abbiamo i vari comandi della nave, può essere un po' più comodo, un po' più visibile nelle parti, diciamo nei comandi quelli fondamentali, soprattutto il night vision, così evitiamo di dover impostare un nuovo tasto. Pilot preferences, quindi anche qui alcune preferenze del nostri tipo di sensori e altre cose, quindi anche qui un po' più di tranquillità. E finalmente una cosa che attendevo da tanto, almeno qualche dato sulla nave, quindi il jump range è stato spostato nelle statistiche della nave, e abbiamo anche il current ship defense, quindi quanto abbiamo di scudi, quanto è la loro percentuale in resistenza cinetica, esplosiva e termica, lo vediamo qui sulla destra. Poi armor, quindi armatura, scafo totale, armor rating, kinetic resistance, thermical, armor caustic ed explosive, quindi un po' tanti dati interessanti. Inventario invece qui hanno fatto delle belle cose, c'è chi piace, a chi non piace. Hanno messo tutte tante icone e hanno allargato l'area di visibilità dei materiali e delle varie cose, cosa abbastanza utile sinceramente. Insomma, nulla da dire, insomma, dalla beta
la versione finale, quindi non è cambiato niente. E anche qui sullo status dalla beta alla versione finale non vedo grossi cambiamenti, come vediamo qui fazioni del sistema, quanto sono buoni, cattivi, quanto c'è scontento, quanto sono in guerra o altre cose. Magari più avanti andremo a vedere bene cosa vogliono dire quelle barrette colorate che vediamo qui sulla destra, perché quelle barrette colorate hanno tutto un loro significato ovviamente, e pian pianino andremo a vedere, perché quel significato lì vuol dire che la fazione ha dei problemi, non ha dei problemi, è contenta, non è contenta, i suoi rating sono alti e bassi, possiamo farla andare in guerra o altro. Quindi tutte parti relegate e delegate al background simulation. Comunque, dopo il system function, eccoli qui, local power, quindi vediamo subito chi controlla il sistema, in questo caso Yuri Grom, e dopo torniamo a quanto siamo amici di Federazione, Impero e Alleanza, cosa che una volta vedevamo praticamente subito da qui. Quindi nello status vanno a confluire un po' di dati. E session log, quindi cosa abbiamo fatto, dove siamo stati, cosa abbiamo visto, qui vedete l'ultimo mio viaggio, le finance ovviamente, quanto abbiamo in saccoccia, e i permit dove li vediamo. Allora, sì, torniamo un attimo sulla chat, vedo un messaggio di Andrea, purtroppo l'esplorazione viene vista come dici, come una rottura, perché effettivamente purtroppo è un po' noiosa, quindi secondo me hanno cercato di fare quel full spectrum scan per dare un po' di pepe al tutto, in alcuni casi ci sta, però tanto do, tanto prendo. Quindi in questo caso altre cose da dire non le ho sulle varie interfacce in generale. Navigation più o meno invariato, abbiamo delle icone nuove, delle cose un po' più visibili nel navigation tab. Transaction, anche qui hanno cambiato un po', hanno suddiviso, come vedete, i vari claim dei passeggeri, dalle missioni e altre cose, che può essere comunque comodo da vedere. I contatti, eccoli qua, tac. E è cambiato un po' come si seleziona per doccare, per il resto nelle varie interfacce non è cambiato molto. Una cosa che mi sento di dire a tutti: fate attenzione, perché il Discovery Scanner è stato completamente rimosso dal gioco. Non ci sarà più il Basic, Intermediate e Advanced, i Discovery Scanner non esistono più. E dopo 4-5 anni dall'uscita del gioco, mi pare, se non vorrei dire boiate sulle tempistiche, comunque dopo qualche anno dall'uscita del gioco finalmente i Discovery Scanner sono stati rimossi. Non preoccupatevi, perché sono stati inclusi nei sistemi di bordo della nave, come possiamo vedere ora. Io non ho il modulo installato e il D-Scanner è stato riattivato. Da quello che ho visto, Frontier ha anche ripagato le cucuzze che hanno investito i giocatori nel comprare questi moduli, quindi sono stati rimossi da tutte le navi e sono stati sostituiti e sono stati rifusi i soldi spesi in questi moduli. Infatti mi sono trovato circa una decina di milioni dai vari Discovery Scanner che avevo installato sulle varie navi. Allora, a questo punto, ragazzi, io voglio fondere un attimo due cose. Allora, una piccola appunto sul full spectrum scan. E che pollo, ragazzi, abbiate pazienza barra pietà, mi stavo dimenticando assolutamente del surface scanner, non mi pare di averlo installato nella nave. Allora riprendo la mia scia, così vediamo anche come funziona il docking. Come vedete, selezione, spinta a destra, request docking e via. Ovviamente adesso me la negheranno perché sono troppo distante, e request docking. Adesso dovrebbero a dirmi sì. Ok, perfetto. Allora rifaccio un attimo dock sulla stazione, sperando che abbia un surface scan, perché mi sono dimenticato di installarlo sulla nave, perché stavo cercando sinceramente altre cose. Un piccolo appunto, una cosa molto brutta che ho visto, questo a livello proprio visivo e grafico, e tra un attimo lo andiamo a rivedere. Ok, con la modifica del sistema di illuminazione del gioco, come vedete, tutte le olografiche che sono sul cockpit della nave sono diventate parecchio invisibili nel momento in cui una stella ci dovesse illuminare, o una fonte generica di luce ci dovessero illuminare. Quindi le olografiche diventano abbastanza impossibili da vedere. Allora, sarebbe bastato che avessero fatto i cruscotti delle navi completamente neri. E facendo il cruscotto della nave nera
soluzione semplice e rapida, modifichiamo una texture e andiamo a risolvere egregiamente il problema. Purtroppo questa cosa non è successa e praticamente quello che vediamo è, lo vedremo anche un attimo meglio tra poco, nel momento in cui io ho una luce diretta da una stella o un'astronave che dovesse illuminarmi parecchio, quello che sia, comunque una fonte di luce che illumina il mio cruscotto, le olografiche che vedo sopra lì con tutte le informazioni importanti, importantissime, faccio un'estrema fatica a vederla. Unitamente al fatto che prima, per esempio, sono atterrato su un pianeta e non riuscivo neanche a vedere la forza di gravità di quel pianeta. Era un pianeta da 1.2 G e mezzo, quindi ha una gravità abbastanza elevata, e capite che con un'anaconda strapesante con 200 tonnellate di carico la cosa può diventare leggermente, lievemente fastidiosa. Ok, andiamo velocemente qui a vedere di installare. Vedete, qui avevo il Discovery Scanner che non c'è più. Surface Scanners, perfetto, Detail Surface Scanner, 243.000 cucuzze, mica bagigi. Ok, comunque dicevo, e questa cosa sinceramente non mi è piaciuta molto. Perché? Perché i dati sono dei dati di navigazione abbastanza importanti, soprattutto quando devo atterrare sui vari pianeti. Un attimo che imposto qua senza sbagliare. E quindi cosa succede? Se devo fare questa cosa e non riesco a vedere allineamento, velocità, dati di altitudine barra gravità e altri dati che li vediamo sulle orografiche nella parte bassa del cruscotto, è un problema. Magari non vedo come ho distribuito l'energia della nave, quindi non so quanti pipe ho messo su sistemi, motori o armi. Cioè, non va bene questa cosa. Quelle interfacce lì secondo me dovrebbero essere molto più visibili. E adesso infatti andiamo anche subito a vedere questa cosa. Infatti siamo in una zona dove fortunatamente c'è una stella che illumina parecchio. Ok, qui tutto a posto. Fin tanto che siamo qui vediamo tutto, come vedete. Ok, ecco qui. Adesso nel momento in cui noi andiamo a piazzare la nave su un punto un pelo più luminoso, ecco qui, cominciamo a fare un'estrema fatica a leggere tutti i dati di temperatura, velocità, e dati del bersaglio e allineamenti e svariate altre cose. Vedete qui la stella ce l'abbiamo lì davanti, e più ci avviciniamo peggio è. Quindi è una cosa che a me sinceramente non piace, non poter vedere i dati di navigazione. Ovviamente è una mia opinione personale, dopo ognuno la veda a modo suo. Secondo me il sistema di illuminazione nuovo è bello perché il gioco è un peletto più luminoso e ci dà la possibilità di vedere un po' meglio, perché c'è anche questa nella nuova release del capitolo 4. Però d'altro canto, vabbè, illuminazione, vabbè, illuminare, ma se mi facevate i cruscotti neri sarebbe stato più apprezzabile. Perché? Perché io qui avrei potuto vedere meglio tutta questa parte qui. Sinceramente non capisco perché debbano fare i cruscotti bianchi. È come me scrivere in giallo su bianco quando fanno le pubblicità, cioè della serie hai sbagliato. Comunque, ok, allora adesso andiamo un attimo all'esplorazione. E io dove devo andare? Allora, visto che mi serve un materiale particolare che si chiama un attimo che lo trovo. Dove è andato a finire? Eccolo qua. Si chiama Improvised Components. Per trovare gli Improvised Components devo andare a fare un viaggetto su un altro sistema. Un attimo. Ah, ok, scusate un attimo che devo andare a reimpostare una cosa veloce. Eccola qui. Usciamo dalla modalità studio e
a spostarsi, eccolo qui. Mamma mia, stasera il codificatore è un po' restio a collaborare. Nel frattempo andiamo nella navigation e nella galaxy map a cercare questa cosa. Allora, per il cambio dei colori dell'HUD, se vi ricordate in passato io l'avevo già fatto, ho trovato una bella setup di colori. Purtroppo si rischia di falsare il verde e il rosso, e quando mi si falsa il verde e il rosso dobbiamo fare molta attenzione, perché messaggi di errore notoriamente scritti in rosso, ostili, nemici o altre cose, faremo fatica a vederli, e questa cosa ho cercato di bypassarla cercando un setup di colori che mantenesse il verde e il rosso. Più o meno ce l'avevo fatta, però dopo alla lunga diventa un po' fastidioso. Sinceramente sarebbe stato bello se avessero fatto qualcosa in questo senso, quindi avrei preferito la possibilità di moddare un po' l'interfaccia piuttosto che non trovarmi un Crate Phantom, una nave che io, a mio avviso, allo status attuale del gioco, secondo me non ha questa grande utilità. Comunque, sempre opinioni mie personali, dopo magari c'è chi piace e sono contento, per meglio così. Allora, Civil Unrest, andiamo a togliere un attimo tutti i vari stati degli altri sistemi e vediamo se c'è qualcosa qui intorno in status di Civil Unrest. Voi vedete qualcosa? Io sinceramente no. Ah, bene direi, bene, bene, bene. Beh, non mi sta caricando proprio niente? Ok. Allora, esco un attimo dalla Galaxy Map, vediamo un attimo come siamo messi qua. Ok. Allora, piantiamo la prua della nave verso l'infinito e oltre. E mentre facciamo questa cosa cerchiamo di beccare un sistema in status di Civil Unrest. Eccoli qua. Come vedete qui ci carica un sacco di cose. Voi li vedete i colori? Cioè, sinceramente... Bene. Direi che funziona bene questa cosa. Direi che questo filtro funziona proprio bene. Allora, vediamo di cambiare un attimo un paio di cose. Allora, il filtro Government funziona, il filtro Economy funziona, il filtro State non funziona. Il filtro State non funziona e come vedete, anche se io vado a selezionare un altro sistema, non vedo state known. Sono tutti in state known questi sistemi. Sì, 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 sì. Allora, vediamo un attimo se avevo applicato altri filtri. Allora, vediamo qua sotto. Ok. Perfetto. Vediamo un attimo popolazione minima e popolazione massima. Grazie professor, proviamo a applicare questi filtri. Però guardate cosa succede nel momento in cui io tolgo lo status known. Il vuoto, la galassia non esiste più. Proviamo ad addentrarci un po' di più nella bolla. Bene, bene proprio direi. Meravigliosa questa cosa. Wow, 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 piano, piano, piano. No, 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 forse abbiamo trovato qualcosina qua. Allora, questo è in Civil War? E quello era in Civil War. No, 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 li segna, però sono pochi davvero. Questa è un'altra cosa che, non so, non so. Proviamo a vederla un attimo assieme, perché io non posso, né barra trovo, se clicco qui, il sistema più vicino nello status che io ho richiesto. Cioè neanche gli status boom mi fa più vedere.
Popolazione massima è al massimo. Ok. E tra l'altro qui c'è anche un community goal a Wally Bay. Però Wally Bay ha lo status di Civil War, come potete vedere adesso. Vediamo abbassando un po' la popolazione massima. Cioè, sono i filtri ad ampio spettro perché alla fine a me della popolazione mi frega relativamente. Pazzesco. In tutta la galassia c'è praticamente un unico sistema. Assurdo. Assurdo davvero. Ok, le route si interrompono lì. Mentre guardate, tutti i sistemi sono in status non. Boh. Infatti, secondo me hanno resettato qualcosa nel BGS e quindi praticamente adesso che hanno resettato questa cosa qui, che i sistemi sono in status non e solo alcuni stanno cominciando a riprendere i loro stati di qua e di là, a noi ce la infioppano nel di dietro. Perché? Perché? Perché io adesso avevo bisogno di questi materiali che si chiamano improvised components, e li trovo solo in determinati tipi di sistemi, che vuol dire che dovrò attendere ulteriore tempo che i sistemi si reimpostino o qualcosa del genere. Allora, Professor, stavo cercando semplicemente un sistema in status di civil unrest, come vedevamo prima appunto qui anche dai filtri galattici, ma non vedo né trovo nulla. A questo punto io semplicemente andrò a prendere un settore qui vicino, quindi un sistema qui vicino che non ho visitato. Come vedete la mappa non ce l'ho, non posso acquistarla, non ce l'ho perché ovviamente sono in navigazione. Plotto la route e andiamo direttamente in questo sistema. Qui no, è un sistema anarchy e preferirei di no. Allora andiamo a trovarne un altro. Magari me l'aveva anche detto, non l'ho cacato. Ok, Obama Bonjas, vabbè, sempre Yuri Grom. Mi sa che ce ne saranno tanti status di anarchy qua. No, questo è un high security, vabbè, meglio così. Perfetto, dai, andiamo in un sistema che non conosciamo, carichiamo l'FSD e andiamo a vedere il FSS in funzione. Mamma mia, quante sigle, quante cose. Allora, 27 minuti già passati e trascorsi, quindi andiamo a fare questa cosa un po' velocemente dopo vedere due cosette e tra una decina, quindicina di minuti andrò a chiudere questa live. E come dicevo, l'FSS nuovo, allora, è comodissimo per trovare i materiali, sì, perché non devo star lì a saltare tutti i vari pianeti. D'altro canto, cosa succede? Io trovo che ci sono altri bug ancora non fissati, tipo il fuel scoop che ogni tanto non viene aperto. Ciao Dark, no, non sono in open proprio perché sono in live e vorrei evitare problematiche di tipo mi attaccano perché mi vedono in open play. Io una volta giocavo esclusivamente in open, adesso per le live e per altre cose preferisco starmene un attimo in solo per tranquillità, per farvi vedere le cose, anche perché ovviamente non ho una nave da PvP sotto mano e quindi che senso ha trovarmi e abbattermi o cercare di combattere contro una nave che non è da PvP? Non avrebbe alcun senso. Comunque, tornando a noi, a questo punto lanciamo il Discovery Scanner, lo avete visto in funzione 2 secondi fa, lo rilancio giusto così per la cronaca, 18 pianeti trovati e l'orbital plane stabilito. Allora, a questo punto vado a entrare in modalità di scansione e ho ben 18 cosi da scaricare. Ho trovato ben 54 segnali, attenzione, quindi ecco qui. Allora, come funziona tutta questa cosa? Allora, c'è un ottimo show help, lo vedete in fondo, io non ho assegnato il tasto allo show help, comunque è lì. Allora, andiamo a vedere, fondamentalmente questo è il piano galattico che ha detto prima il sistema, quindi se lo seguite avrete la più alta probabilità di trovare i segnali da scansione.
scansionare con il vostro FSS, quindi Full Spectrum Scan. A questo punto, come vedete, interveniamo e troviamo alcune cose. Facendo il tuning ci spostiamo con la scansione da vicino a distante, ovviamente tutto a manuale, non sia mai che siamo nel 3300 e passa, e quindi siamo qui. Allora, Dark, visto che lo domandi, facciamo uno step back, partiamo un attimo dall'inizio. Allora, un attimo che esco. Allora, in primis, mi raccomando, dovete fare questa cosa, Options, Control, quindi partiamo proprio dallo step 1, facciamo le cose pulite e partiamo da zero. Allora, qui avrete visto sicuramente dei punti esclamativi sulle miscellanee, quindi su come sono stati cambiati alcuni comandi. La cosa importante è qui il Full Spectrum System Scanner. Allora, qui vi dovete mettere un attimo il cuore in pace e andare a settarvi tutti i comandi, almeno quelli importanti. Per entrare nell'FSS mode io ho messo la virgola, dopo ognuno si mette i suoi comandi, come gestirsi le varie cose se avete Lotus, mouse o altro. E una cosa importante, l'FSS mettetelo su backspace, non mettete un ulteriore tasto per uscire. Non ho capito perché hanno fatto questa cosa, comunque io l'ho messo su backspace, che è il tasto con cui torno indietro sempre da ogni interfaccia. E una volta che avete configurato tutta questa cosa, applicate la configurazione. Io adesso faccio cancel perché non ho voglia di incappare in errori di click. Tornate in game, a questo punto premete il tasto che vi sposta dal compact mode all'analysis mode. Come vedete da tastierina, non è mappato nella tastierina, però io ce l'ho messo sulla virgola, quindi arrivo con l'interfaccia blu in Analysis Mode, seleziono il Discovery Scanner dai miei file group, come vedete in questo momento, tac, 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 eccoli qua, Discovery Scanner, eccolo qui, nel file group settato, funziona tanto quanto prima, lancio il Discovery Scanner. Il Discovery Scanner fa la scansione di tutto il sistema, trova il piano orbitale e i pianeti che io devo andare a scansionare. A questo punto, se noi andiamo a vedere nella Galaxy Map, vediamo una cosa, che abbiamo la System Map. Nella System Map, e questo non sempre succede, attenzione, abbiamo queste informazioni perché siamo su un sistema parzialmente conosciuto già da prima. Abbiamo tutti i pianeti, chi l'ha scoperto, chi l'ha mappato, eccetera eccetera. Il problema è che a noi mancano alcune informazioni in memoria. In questo caso già le ho, ma scusate. Vabbè, allora torniamo e attiviamo lo scanner, quindi prima la virgola, adesso attiviamo il tasto dedicato proprio allo scan, punto, virgola, scusate, con il punto e con la virgola, io me li sono impostati così. Comunque, cosa succede? Come funziona questa cosa? Al di là di come lo facciamo personalmente, dobbiamo puntare l'elemento, il cerchio come vedete si illumina e dobbiamo spostare questo sintonizzatore proprio fino a che, ok, il segnale non viene agganciato e non vedete quel circoletto bianco apparire al centro. A questo punto non vi basta che zoomare nella direzione. In questo caso abbiamo beccato gli encoded emission o degraded emission o altre cose, che può essere comodo per le missioni tipo quella che devo fare io, ok, oppure no. Comunque ecco qui, come vedete, altro segnale. Possiamo zoomare più volte in base alla distanza o se in questa area qui ci sono più sistemi. Nel caso in cui non vi venisse fuori il cerchio, dobbiamo spostare il sintonizzatore su una frequenza, quindi su una frequenza un po' più alta, ossia un po' più distante dalla nostra nave. Come vedete, eccoci qua, vediamo le conflict zone. A questo punto vediamo un altro elemento e un'altra conflict zone. Perché hanno messo conflict zone, degraded, encoded emission e bla bla bla, non lo capirò mai. Belt cluster, e invece se vogliamo vedere i pianeti, ecco qua, come sempre dobbiamo risintonizzarci sul pianeta. Vediamo B5, B3, eccolo qua, e qui lo vediamo, il B5 finalmente. Ok, una volta che abbiamo fatto questa operazione avremo tutti i dati del sistema, del pianeta o di quello che sia. Allora, voglio prendere un attimo questo altro settore, spero di non aver nulla in mappa perché volevo vedere un attimo con voi una cosa velocemente.
Allora, qui stiamo giù, andiamo veloci veloci nel prossimo sistema perché un paio di considerazioni sull'FSS. Allora, ci sono delle cose in cui questa nuova modalità di scansione dei sistemi mi tornano comode? Sì. Perché? Perché a conti fatti io posso ottenere i dati materiali del pianeta senza dover per forza necessariamente avvicinarmici. D'altro canto però, se devo fare delle scansioni veloci all'interno del sistema perché arrivo e voglio scoprire alcune cose, nei sistemi dove io non ho mai scansionato nulla, dove sono praticamente un mister nessuno, quindi mai messo piede su questa stella o quello che sia, guardate cosa succede. Ok, ho trovato un nuovo tipo di stella, per ogni discovery vi verrà segnalata lì. Adesso mettiamo giù la manetta e cominciamo a scansionare le cose. Come vedete io qui ho solo segnali, sotto in basso non vedete che non ho ancora pianeti e altro, e andiamo a vedere una cosa velocemente nella Galaxy Map prima della System Map. Eccoci qua, abbiamo fatto una scansione veloce del sistema e trovato questi pianetoidi. Allora qui abbiamo un pianeta unexplored, lo vado a tracciare e di questo sistema io non so nulla, quindi poi per andare a capire cosa c'è qui sopra andiamo velocemente qui, lo puntiamo, facciamo prima, quindi possiamo selezionare solo i pianeti che vogliamo effettivamente scansionare. Tac, ci piazziamo più o meno dritti, come vedete eccoci qua, dobbiamo andare a sincronizzare l'allineamento e il tuning, e questa barra sotto di sincronia, chiamiamola così, semplicemente andare a zoomare e a questo punto troveremo altri due pianeti. Come vedete le frecce qui intorno ci indicano che ce n'è uno di qua e uno di là. Una volta che l'abbiamo agganciato zoomiamo e vediamo qui in alto a destra le risorse di questo, i dati di questo pianeta. Bene, come vedete sono 3 pagine di risorse che, scusatemi, ma se stiamo facendo questa cosa per vedere anche questa cosa qui, ho un'area completamente vuota a destra e un piccolo quadratino con 1, 2, 3 e 4 massimo numero di risorse. Cari signori di Frontier, ma perché mettere una barra vuota a destra e dei dati messi così? Io avrei messo a destra, per esempio, Earth Mass, Radius, Gravity, Surface, quindi i dati del pianeta, li avrei messi a sinistra, e a destra, dove sono i dati del pianeta, avrei messo tutta la lista di risorse. Molto semplice e molto comodo da vedere per tutti, senza dover diventare scemi noi a leggere queste cose, quindi a dover uscire e tornare, ovviamente dove? E tornare, come sempre, nella System Map, per andare a ottenere e a leggere i dati di questo pianeta che abbiamo appena scansionato. Ok. Devo aver scansionato questo, scusate. Quindi ritorniamo qui. Ritorniamo qui. Ok. Quindi come vedete, anche qui va a ricordarti te che avevamo fatto la scansione qui in fianco e dovevamo scansionare questo. Ok? Bene. Tac, torniamo indietro, usciamo perché col backspace a questo punto usciamo da dappertutto, torniamo veloci veloci nella System Map e a questo punto dovremo avere finalmente i dati di questo pianeta ed eccoli qua, completi di tutto. Quindi torniamo a leggere le cose nello stesso identico modo in cui lo facevamo prima. Utilità, comodità la lascio a voi. Come dicevo anche nella beta, a me questo sistema assolutamente non piace e quindi non lo so, sono contento che hanno tolto l'Advanced Discovery Scanner, sì, è un modulo in meno di cui preoccuparsi. Mi piace questa cosa che hanno fatto in questo modo qua. No, a me non piace, è una mia opinione personale, ognuno è libero di pensarla come vuole e ragazzi, se a voi piace ben venga, perché allora vuol dire che vi divertirete molto nell'esplorazione. Io che esploro poco, ho provato un attimo ma non è una carriera che mi è piaciuta dentro Elite, preferivo fare altro e sinceramente lo trovo una cosa che non mi piace. Sì, vorrei le cose comode, vorrei le cose, sarebbe bello
poter evitare inutili perdite di tempo all'interno dei giochi, perché la vecchia versione del Discovery Scanner faceva quello che noi facciamo manualmente, lo faceva in automatico, tranne la Surface Scan. Quindi cosa c'è su quei pianeti? E non ho capito perché non hanno tenuto il vecchio Discovery Scanner impostato così com'era, quindi con una scansione veloce di tutto il sistema, advanced per tutti senza problemi, e dopo invece andiamo con le sondine, magari col Surface Scan. Quello sì, poteva starci, però queste inutili perdite di tempo, e stai lì, pensate se dovete scansionare una cosa con tipo 30-40 pianeti all'interno di un sistema, state mezz'ora a fare l'operazione che avete visto prima, e questo e quello e quell'altro, con tutte le interferenze del caso di conflict zone, degraded emission, coded emission, signal sources di ogni tipo. Quindi secondo me è un no. Adesso andiamo a rivedere il nostro fido amico Ciccio Panzo di Surface Scanner, che sinceramente è carino, non capirò mai il discorso delle delle sonde, come dicevo prima anche lì in questo caso, boh, non lo trovo bello. Secondo me sarebbe stato più bello se ci avessero dato la possibilità di fare per esempio un'orbita intorno al pianeta. Faccio un'orbita intorno al pianeta con il Surface Scan attivo che mi fa vedere l'orbita che devo seguire, mi gestisco la velocità di qua e di là, e scansiono il pianeta facendoci un'orbita intorno. Quindi a me sarebbe piaciuto vedere una cosa del genere, questo a mio personale opinione, perché fare questa cosa, come vedete ora, il lancio di queste 1, 2, 3, 4, 5, vedete come si ricaricano all'infinito, sonde con i motori a velocità warp, quindi un effetto molto simile alla Star Trek, sinceramente queste non mi piacciono. Vedete, le probe fanno le scansioni di un intero pianeta, ragazzi, e sono infinite, quindi non avete problemi con le probe. Non capisco veramente ogni tanto Frontier perché cerca di puntare molto alla simulazione, e dopo boh, vediamo queste cose qua che non sono proprio molto da simulazione. Ok, intanto spariamo un sacco di sonde. Eccolo qua, Surface Scan del pianetoide completata. A questo punto cosa facciamo? Toggle planet side, launch probe, exit view, vabbè, ho ancora un tasto da mappare che non ho mappato in precedenza. Andiamo a vedere a fronte di questa scansione cosa è cambiato. Andiamo sulla surface map del pianeta ed eccola qui. Ok, bene, io adesso vorrei trovare magari, perché no, del manganese, visto che ne ho speso un pochettino. Sì, effettivamente Andrea, è vero, è una cosa che stavo dicendo prima. Quando dovevi diventare scemo come esploratore, che dovevi stare lì e andare alla cieca di qua e di là, e con lo scanner basic era davvero assurda la cosa. Per fortuna dopo hanno inserito l'advanced, che almeno ci dava la possibilità di non dover fare un'analisi visiva delle stelle o supporre che una fosse piuttosto di qua che non di là. Quindi sì, da questo punto di vista l'Advanced Discovery Scanner era una cosa assolutamente dovuta all'interno del gioco. Mamma mia, quante brutte parole sono volate quando c'era solo il basic. Comunque, eccoci qui, quindi adesso abbiamo visto un attimo 2-3 cosette della nuova versione di Elite. Io da quello che ho visto granché non è cambiato dalla beta, quindi la mia opinione in relazione non cambia più di tanto. L'FSS mi piace e non mi piace, per il resto non lo so. Ciao Zo, oddio, sta bufferizzando il video perché qui mi dà tutto in verde, sia YouTube che il codificatore. La connessione è buona, mi dà la health, la salute dello stream buona, quindi se dovesse esserci qualcosa che non va, fatemi sapere. Per tornare a noi, adesso mi intraprenderò il mio viaggio verso Jonai. No,
tra un attimino. Perché? Perché ho fatto una cosa, ho fatto un po' di test e vi do un mio secondo me. Cracked Industrial Firmware, parliamo di questa cosa, di questo dato assolutamente osceno da trovare, non lo trovate nelle missioni o comunque con molta difficoltà, e è difficile trovarlo nelle scansioni delle basi planetarie, ma si può ottenere dove? E questo ne parlo perché ovviamente questa è la parte un po' dedicata all'ingegnerizzazione della nave. Era una cosa che stavo cercando, che ho trovato e che dove è andato a finire? Ah, mamma mia, avevo il video. Ah, VLC just crashed, bene, dai. Riavviamo un attimo il player, andiamo a vedere un video che ho registrato in precedenza. Vediamo se si vede, eccolo qui. Allora, Encoded Material Trader, come lo vediamo dal video. Allora. Vabbè, ok, non mi interessa che l'FTP ha avuto un problema vabbè, comunque, come vedete qua, in questo momento, Cracked Industrial Firmware ottenuti da Security Firmware Patch. Se vi servono, andate a prendere i Security Firmware Patch, che sono estremamente più facili da recuperare, e potete poi tradurli in Cracked Industrial Firmware. Come vedete, un attimo qui che avevo preso un'altra cosa, eccoli qua. Come vedrete adesso, in questo momento, ecco, tradotti, presi 10 Industrial Security Firmware Patch, tradotti in 30 Cracked Industrial Firmware. Quindi se dovete cercare queste tipologie di dati, non impazzite nella ricerca, ma andate da un Encoded Material Trader, come abbiamo visto in questo istante, in questo momento. Quindi eccolo qui. Detto questo, ragazzi, io direi che 46 minuti sono stati sufficienti. Adesso mi dirigerò verso Jonai, come mi suggeriva Professor Gaming. Quindi andiamo a vedere un attimo questa zona. Eccolo qua, vediamo di scriverlo giusto, Jonai, perché bisogna essere precisi e perfetti nella scrittura del sistema, altrimenti eccolo qua. Altrimenti il gioco non riuscirà a identificarlo, a differenza dei siti online, dove vanno anche per nomi similari, quindi per nomi parziali o similari con distanze di Levenstein o algoritmi di ricerca simili. Quindi anche qui sarebbe stato bello poter vedere un sistema di ricerca integrato e potenziato nel capitolo 4 di Beyond, o come per esempio dicevo prima, fammi andare al più vicino sistema in questo status con queste cose. Non c'è. Hanno preferito creare 2 nuove navi, a mio avviso un po' inutili, senza dare priorità a cose invece secondo me molto più utili. Comunque, eccoci qua, siamo arrivati a fare il primo jump. Io adesso andrò a vedere, ecco qua, vedete 27 bodies da scansionare tutti, altrimenti sono dolori. No, scherzo. Altrimenti eccoci qua, altri 2 jump, andiamo veloci, e quindi così, niente, abbiamo visto un attimo come funziona il nuovo FSS e DSS e SSS e BSS. Mamma mia, parliamo per codici fiscali ormai dentro Elite Dangerous Horizon Beyond capitolo 4. Non so se hanno intenzione di aggiungere altri nomi a questo gioco. Comunque Full Spectrum Scanner, Surface Scanner li abbiamo visto anche un po' di considerazioni mie personali dopo. Fatemi sapere secondo voi se questi nuovi update valgono l'attesa e valgono tutto il casino che ha fatto Frontier per rilasciarli. D'altro canto fatemi sapere se anche voi avete ricevuto la verniciatura Galnet bla 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 per l'Anaconda, perché
perché tutti i partecipanti della beta non hanno ricevuto assolutamente una cippa di nulla, quindi per confermare a chi mi domandava se i partecipanti della beta avessero ricevuto qualcosa, non abbiamo ricevuto nulla. L'unica cosa che abbiamo ricevuto in questi giorni è stata una nuova verniciatura con la livrea del Galnet per chi si è risottoscritto alla newsletter nel momento in cui c'è stato il cambio della privacy. Bene, io sto provando da 2 giorni a fare il redeem del code che mi hanno dato e non funziona una cippa di niente sul sito di Frontier. Magari è un po' sotto sforzo quel sito, ma boh. Comunque dai, andiamo veloci e eccoci qua, siamo nel sistema di Jonai. Ok, andiamo a sfruttare le nuove interfacce per capire in che status è questo sistema. Vediamo tutti neutral e non vedo altre cose, quindi Civil Unrest nulla in questo sistema. Andiamo nella Galaxy Map a vedere se invece da filtro c'è qualcosa del genere qui intorno. Togliamo i sistemi in known, ma temo che tutti gli stati dei vari sistemi siano stati completamente resettati. Quindi per cominciare a ritrovare sistemi nei vari status mi sa che dovremo attendere qualche giorno. Quindi se state cercando di trovare materiali in base al background simulation o altre cose, lasciate perdere, perché o fate le missioni o fate altro, perché bisognerà secondo me attendere un pochettino. Poi questa è una supposizione mia personale. Per il resto adesso mi vado ad attraccare a Pribilov Port. Ok, Pribilov Port. Mettiamo i motori al 75%. Qui vedo che ci sono varie conflict zone, un po' di gente che se le sta suonando. Zo, secondo te non valgono l'attesa? Ok, grazie per il tuo feedback. La penso anch'io così. Stanno complicando tante cose e facendo perdere ulteriore tempo. Ok, adesso stiamo subendo un'interdizione. No, non chiedetemi il perché. Il mio cargo sta a 0. Ok, sarà abbastanza difficile perché con un'anaconda evadere un'interdizione è un po' problematico. Vediamo se ce la facciamo. Per fortuna che mi pare siamo sul sistema anche ad X Security. Questo ciccio ci vuole fare la pelle. Ok, perfetto. Interdizione evasa. Ok, parliamo in italiano correggiuto. E torniamo a Nobis. Sì, purtroppo, come dicevo anche nei video relativi alla beta, per i quali ho dovuto insomma discutere un po' con alcuni altri giocatori, sì, stanno complicando tanto le cose, stanno complicando davvero tanto le cose. Vedasi anche tutti i nuovi tasti da configurare, sono davvero diventati una marea i tasti da configurare. Poi se giocate su PlayStation o su Xbox magari saranno meno, ma su PC e tastiera vi giuro sono davvero tanti i tasti da configurare. Io speravo che andassero ad ottimizzare un po' i tempi morti del gioco, ma a quanto pare questa cosa non è successa, né sta succedendo. Vedasi anche per esempio l'interdizione che ho appena subito. Non ho niente in carico, il mio cargo è assolutamente vuoto, i materiali non si droppano, quindi non ha senso una cosa. Non sono ostile, non ho nessun valore come nave, e quindi perché va bene così. Il gioco, il background simulation, come a tanti piace, a cui tanti si riferiscono, che ovviamente sono tutti gli algoritmi che gestiscono il gioco dietro, che gestiscono gli status, che gestiscono le varie statistiche, le varie cose, perché dicevo il background simulation ha deciso che dovevo venire interdetto.
comunque vabbè, dai, nessun problema, ce la siamo cavata abbastanza bene e quindi così. Vedo lo stream però cominciare a cedere e visto che sono già 50 minuti che parliamo, vado a completare il doc e poi a chiudere chiudere la live e dopo andrò a informarmi dove posso recuperare quei materiali, visto che lo status dei vari sistemi in questo preciso istante è quello che abbiamo visto prima, quindi non ho la possibilità di trovare dei sistemi in civil unrest in questo periodo. Ok, miriamo bene. Sì, fammi la scansione, tanto non ho nessun problema a farmi scansionare in questo momento. Landing pad numero 39, fuori il carrello e freni a tutta manella perché ce l'hanno messo subito qua sotto. Quanto odio quando fanno questa cosa. Eccoci qua. Allora, perfetto. Ciao Slod, grazie, sono contento che ti sia piaciuta. Ovviamente, come dico sempre io, anche lì, se ci sono delle cose che non mi sono piaciute, avete le critiche costruttive e rispettose dell'operato di tutto il canale, ben vengano. Sono anzi felicissimo di ottenerle perché mi aiutano me e aiutano tutti i partecipanti al canale. Drum, ciao, benvenuto, mamma mia, da una vita che non ci sentiamo, bentornato. Sì, stasera si riesce a connettersi. Ieri sera ci ho rinunciato anch'io, ho dovuto connettermi dopo le 10 perché i server erano un po' pienotti. Stasera nessun problema, server status sono ok e quindi io sono entrato e non ho avuto nessun problema. Sì, capisco perfettamente, però dai, dagli una guardata, lo installi, ci provi un attimo, ti dirò, riconfigurare un po' i comandi ti porterà via quella mezz'oretta della prima partita mentre rientri. Nel caso, per la prossima volta, ricordati di fare un backup delle impostazioni. Si può fare dentro la cartella app data local del PC, ci sono tutte le impostazioni per quanto riguarda le vostre configurazioni. Prima di ogni passaggio di versione o dopo i reformat o altre cose, tenetevele da parte perché così ve le reimpostate e le avete subito a disposizione. Non so addirittura se siano salvate in cloud, quindi fai attenzione a questa cosa, che potrebbero essere state salvate sul tuo account e quindi quando rientri in gioco riapplicate. Però prendilo con le pinze perché anch'io ho dovuto riformattare, reinstallare tutto e non ho avuto sì. Oh, caspita, vado veramente a memoria. No, forse ho dovuto veramente reimpostare tutto anch'io dopo il reformat che ho fatto tempo fa. Comunque dai, questi dubbi a parte, nel caso commentate sotto il canale per fugare queste perplessità, diciamola così. E Drum, sì, per risponderti ci si riesce a connettere. Sì, non è una roba lunga, però come dicevo e come parlavamo prima, secondo me potevano ottimizzare un po' meglio tutta questa cosa. Continuo a non piacermi tutta questa cosa. Questi tutti nuovi comandi qui, secondo me potevano utilizzare già una serie di comandi di default o anche semplicemente non fare tutto questo casino col full spectrum system scanner e con il detail surface scanner. Quindi, detto ciò, visto ciò, ragazzi, io ho doccato, abbiamo visto quello che volevo vedere in questa partita. Nei prossimi giorni continuerò con la mia missione di ingegnerizzazione della nave. Sto procedendo molto bene, già ho sbloccato Lei Chuang e quasi gli scudi a grado 5, quindi anche lì procedo bene. I cracker Industrial Firmware sono sbloccati e quindi dai, direi che sto procedendo decentemente. Sapete che non ho tantissimo tempo da giocare e che mediamente l'80% del tempo che dedico ad Elite lo vedete anche voi durante le live. Bene, allora
Punto, fine ragazzi, grazie a tutti per aver seguito questa ennesima live su Elite Dangerous e ciao Francesco, benvenuto, capiti nel momento in cui stiamo per chiudere, ma non preoccupatevi perché tanto la live resterà disponibile come video sul canale, potete riguardarla tranquillamente in un secondo momento e io vado a salutarvi perché ho la gola riarsa e devo andare a darmi una passata alla mia arcata dentaria. E la gola è riarsa come sempre e ho bisogno di irrorarla nuovamente. Butterò giù un po' d'acqua. Tutto casino per dire vado a bere un goccio d'acqua. Ragazzi, grazie a tutti, ci vediamo alla prossima settimana con le prossime live. Vedo se sabato riesco ad entrare a PUBG o qualcosa del genere. Altro da dire non ne abbiamo. Ci salutiamo guardando l'anaconda da fuori. Eccola qui. Ok, e con questo scorcio di anaconda andiamo a chiudere questa live. Ragazzi, di nuovo, grazie a tutti e alla prossima. Virus 101 Transmission out.